Sesta corsa, il centrale di oggi è un invito per 4 anni di categoria decisamente molto buona. Un bel invito, vediamo i partenti: 1 Zarina d'Amore, Antonio Greppi; 2 Zimmy Cub, Antonio Di Nardo; 3 Zeus Tecca, Gianvito D'Ambroso; 4 Zaffiro FB, Marco Stefani; 5 Z-Way Fox, Roberto Vecchioni; 6 Zona da, Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Zenotab, Gianni Targhetta; 8 Zogrif Italia, Massimo Barbini; 10 Zaire Wise S, 9 scusate, Zaire Wise S, Federico Esposito. Un po' discosto Zogrif Italia, parte piano Zimmy Cab, veloce Zaffiro FB su Zona Da che insiste al largo. Vediamo, c'è il posto forse per mettersi secondo. Riesce a mettersi Andrea Farolfi con Zona Da, quindi Zaffiro FB al comando davanti a Zona Da, poi Zarina d'Amore davanti a Zenotab, 200 metri, veloci in 14,2. Dalle retrovie prova subito l'avanzata Federico Esposito con Zaire Wise AS, avanza al largo, raggiunge i primi. In vantaggio è sempre Zaffiro FB, ma l'ha messa sul ritmo Marco Stefani, addirittura 27-1 il primo quarto. Nonostante tutto avanza al largo Zaire Wise AS. Ora è al sediolo di Zona Da, intanto i 600 sono passati in 45,2. C'era probabilmente qualche problema col cronometro, la prima frazione era un po' più lenta del 27 che è apparso sugli schermi. Comunque Zaffiro FB è sempre in vantaggio davanti a Zona Da. Zaire Wise S si trascina il 5 di Z-Way Fox, terza la corda sempre Zarina d'Amore, primo giro in 1 minuto e 4 decimi, con in vantaggio sempre il figlio di Ganymede a precedere Zona Da, seconda la corda davanti a Zarina d'Amore. Zaire Wise S sempre all'esterno, 14,9 la frazione, retta di là con Zaffiro FB sempre in vantaggio sull'attacco esterno di Zaire Wise S, che ora intensifica la sua azione, ma Zaffiro FB ancora saldo battistrada, retta di là in 14,3. Insiste l'allievo di Alessandro Gocciadoro con Federico Esposito in sulchi, vicino ai due sempre Zona Da. Prendono vantaggio questi tre rispetto agli altri, provano a farsi più dalla retrovia anche Stargrif Italia, che era partita piano. Ultima curva in 14,3, retta d'arrivo, Zaffiro FB in vantaggio, si butta di dentro Zona Da, affievolisce un po' Zaire Wise S, ci prova Zona Da, ultimi 50 metri ed è Zona Da che viene a vincere su Zaffiro FB. Finisce terzo forte anche Zenotab, 1,13,8 la media al chilometro. La vittoria di Zona Da, Andrea Farolfi, Eric Bondo per la scuderia Incolix. La figlia di Varenne, dopo buona partenza, si è accodata seconda alla corda, ha seguito tutta la strada un comunque validissimo Zaffiro FB, che ci ha provato davanti, ma deve soccombere al finish interno della femmina, che lo batte. Mentre per il terzo posto è sbucato Gianni Targhetta con Zenotab a cogliere la terza posizione davanti a una comunque molto valido Zaire Wise AS in percorso interamente esterno. La quota in chiusura per Zona Da 4,99.